Oggi si celebrano i santi Elisabetta e Zaccaria. Il nome Elisabetta ha origine ebraica e significa colei che giura per Dio. Anche il nome Zaccaria ha origine ebraica e significa memoria di Dio. Il 5 novembre di ogni anno ricorre il World Tsunami Awareness Day. La giornata mondiale della consapevolezza del rischio tsunami è stata istituita nel 2015 dall'Assemblea Generale dell'ONU e viene ricordata ogni anno con diverse iniziative che permettano di valutare la preparazione delle istituzioni e dei cittadini attraverso test e simulazioni. In diverse località del Giappone si possono trovare statue di Goryeo Hamaguchi, un uomo che riuscì a salvare migliaia di persone da una fine inevitabile il 5 novembre 1854. La prima versione del Monopoly, gioco da tavola tra i più popolari di sempre, venne lanciata dalla casa editrice statunitense Parker Brothers il 5 novembre del 1935. Le origini del gioco in realtà sono molto anteriori, risalgono al The Landlord's Game, ideato nel 1903 dalla gentildonna Elizabeth McGee e diffusosi in diverse varianti negli USA. Ma cosa si intende per relitti spaziali? Quando si formò il Sistema Solare, frammenti di roccia e ghiaccio crearono corpi di varie dimensioni. Tra questi si riuscirono a distinguere i pianeti e gli asteroidi. In particolare, fra le orbite di Marte e Giove c'è una regione detta fascia degli asteroidi, con una significativa presenza di oggetti rocciosi e metallici, di cui la maggior parte ha raggio inferiore a 1 chilometro. Una piccola parte invece riesce a superare i 100 chilometri di raggio. Buongiorno ai 12, oggi Marte entra in Sagittario, si fa focoso e ardente più che mai, mentre invece la Luna non smette di prendere in giro Venere. Vediamo cosa accade. Ariete, il vostro pianeta si potenzia e vi dà un trigono meraviglioso, tornate energici, forti, possenti, passionali e soprattutto pieni di voglia di fare sport. Iniziate. Toro, Luna oggi nei vostri gradi che si oppone al Venere, creando una situazione di tensione un po' affettivamente parlando, quindi con il partner e gli affetti oggi bisogna essere un po' cauti e soprattutto non rischiare di non sentirsi capiti, ma anche di non farsi capire. Gemelli, per voi oggi il cielo è decisamente dinamico e forte. Marte tecnicamente entra in un'opposizione diretta entrando in Sagittario proprio con Urano e vi crea un po' di tensione e nervosismo, molto probabilmente, e l'interlocuzione suggerisce Mercurio a essere un po' sbagliata, cercate di essere meno nervosi. Cancro, luna splendida oggi e possente in Toro per voi, ma Venere dalla bilancia rimane quadrata e un po' inattiva. Ci sono le idee, ma a volte bisogna applicarsi un po' di più. Ci sono anche i sentimenti, ma non possono essere così distanti da quelli del partner. Leone, la vostra giornata oggi prevede un bellissimo Marte di trigono e finalmente torna all'epoca delle passioni, torna all'epoca della vostra audacia senza confini. Oggi il Re Leone è molto più volitivo, audace e azzardoso che mai. Vergine, per voi oggi Marte entra in quadratura, quindi un po' di nervosismo associato peraltro al tradimento di Mercurio in Sagittario. Proprio non reggete questa situazione, non reggete alcune parole che vi vengono dette, un po' troppo sensibili oggi per avere a che fare proprio con tutti. Proteggetevi. Bilancia, giornata oggi che vede ancora Venere vessata dalla Luna, confusione un po', non riuscite a trovare il bandolo della matassa, tra l'altro Giove e Plutone vi suggeriscono ancora una volta di trasformarvi, anche di lasciare andare delle cose che è meglio che rimangano nel passato.
Scorpione, per voi oggi la giornata vede questa liberazione dal pianeta Marte. Per carità, un pianeta che nei vostri gradi si muove benissimo e a voi molto caro, ma ora è il caso che proceda lasciandovi liberi di respirare un po'. Vi rimane il calore del sole, ma senza ansia da prestazione. Sagittario, è arrivato Marte, finalmente forte, potente e possente, si associa a Mercurio, per cui di parola chiara e diretta sarete, anche molto carismatici. Marte e Mercurio vorranno operare in una maniera tale da farvi emergere ambiziosamente, recuperando una delle caratteristiche più particolari del vostro segno zodiacale, la sana ambizione. Capricorno, per voi oggi Marte si nasconde un po', diventa un po' insidioso, come se cominciaste a temere gli sviluppi di qualcosa o che un affare possa andare male. State tranquilli, ci pensa Saturno a non farvi prendere lucciole per lanterne se questa è la vostra paura. Se invece avete paura di confessare un'attrazione, quello forse è un po' più grave. Acquario, la vostra giornata oggi freme proprio perché Urano è assolutamente in conflitto con Marte e Mercurio, quindi oggi potreste trovarvi in situazioni in cui è difficile un po' essere diplomatici, assisterete un po' a degli scambi non proprio sereni. Cercate comunque, per l'amore, per il lavoro di squadra che avete, di mantenere la calma e soprattutto di non farvi coinvolgere e rimanere lucidi. In questo siete bravissimi. Pesci, giornata oggi molto piacevole per voi, proprio perché vi rassicura la luna proprio nel giorno in cui Marte inizierà a pungolare, quadrando dal Sagittario assieme a Mercurio. Molto probabilmente è stato detto e fatto tutto ciò che si poteva fare. Adesso attendete pazientemente gli sviluppi. Anche in amore imparate un po' a ricevere. Condannato a morte per crimini contro l'umanità. È il 5 novembre del 2006 quando viene pronunciata la sentenza nel processo a Saddam Hussein, ex dittatore dell'Iraq. Un verdetto da eseguire mediante impiccagione, accolto dall'imputato con queste parole: Allah è grande, lunga vita al popolo iracheno. Si sa, la calma è la virtù dei forti. Delle volte basta avere pazienza e saper attendere per vedere concretizzati i propri desideri o sogni. L'espressione "good things come to those who wait", traducibile con "le cose belle accadono a chi sa aspettare", indica proprio questa particolare e pacifica attitudine. Il matto di oggi è la poetessa americana Sylvia Plath. Tentò 2 volte il suicidio a 21 anni dopo aver sottratto del sonnifero alla madre. Si nasconde in cantina per lasciarsi morire, ma è il fratello a salvarla. A 31 anni, tradita dal marito e rimasta sola, prova di nuovo, riuscendoci a togliersi la vita. Infila la testa nel forno a gas dopo aver sigillato porte e finestre. Stavolta nessuno la salva. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'amore vero è così, non ha nessuno scopo e nessuna ragione e non si sottomette a nessun potere fuorché alla grazia umana. E anche se non è San Valentino, con l'amore chiudiamo la puntata di oggi e vi rinnovo l'appuntamento per domani, mi raccomando non mancate. E buona giornata dalla vostra Martina.